Beh, allora intanto ne parliamo con i nostri ospiti, che sono Don Giuseppe Pani, che torna a trovarci, parroco di Villanova Truschedu, studioso, insegnante, insomma una serie di interessi, nonché scrittore, così come l'abbiamo scoperto alcune settimane fa. E poi un orafo di Oristano, Nanni Rocca, anche lui noto nell'ambiente dell'oreficeria sarda per le sue riproduzioni artistiche, in questo caso proprio legate a un ambito abbastanza ampio della tradizione anche sarda, che è quella appunto degli amuleti, dei talismani. Naturalmente tutto ciò non riguarda solo la Sardegna, ma riguarda l'uomo, questo è importante da dire, quindi non pensiamo di essere gli unici al mondo, anzi mi piacerebbe chiedere a Don Giuseppe, anzitutto rispetto un po' ai suoi studi, alle sue conoscenze, quando ha origine nell'uomo l'esigenza di indossare qualcosa o di avere con sé qualcosa che in qualche modo lo protegga, che in qualche modo gli dia fiducia, che gli dia forza, quindi appunto un amuleto, un talismano. Allora, da sempre l'uomo ha cercato dei segni e dei simboli, e pensiamo ad esempio che i cosiddetti filateli, che sono le teche che hanno all'interno delle preghiere, in realtà in origine erano corporali, erano sul corpo, erano delle scritte che venivano incise praticamente sul corpo. Poi a un certo punto ci sono state delle proibizioni, il libro del Levitico della Bibbia proibisce le incisioni sul corpo, allora si sono create cosiddette teche, dove praticamente venivano poste delle preghiere, perché lo scritto dà più forza praticamente all'amuleto. Noi abbiamo ad esempio una parola che è abracadabra, e tutti noi siamo convinti che questa parola sia una sorta di formula magica. In realtà il medico dell'imperatore Severo la usava in qualche modo togliendo una singola lettera a questa parola per guarire i malati, fino a formare una sorta di triangolo isoscele, come vediamo appunto nelle immagini, e quindi creava una sorta di triangolo isoscele e quindi una sorta di amuleto di configurazione geometrica. E quindi diciamo che questo oggetto in qualche modo diventa un amuleto. Per noi è una parola abracadabra che già ha una commistione murica, come dice appunto il tuo CD, con la religiosità, perché secondo l'interpretazione abracadabra deriverebbe da ab, padre, ruah, spirito, dabar, parola in ebraico, quindi già una commistione col sacro. Gli amuleti hanno valenza protettiva, e questa è una grande distinzione che noi dobbiamo fare ad esempio